Realizzazioni artigianali in ferro. Visitate il nostro sito www.defam.it. Stiamo parlando di tutto fuorché di mutui. Allora, avendo in studio ospiti che hanno Garoffolini, due figli di 15 anni, De Franceschi che è un figlio di 13. Lui ha due figlie, però ancora ci sono in arrivo. Ci stiamo domandando, scherzo a parte, un po' per i problemi di genitori che sono comuni, ma potrei proiettare questo nel vedere quello che sarà il loro futuro abitativo, perché da una parte c'è un'Italia molto edificata, con molti alloggi vuoti, però dall'altra ci sono molte coppie che nemmeno riescono a diventare tali perché non sanno come potersi permettere un alloggio. Allora, l'idea parte come tutti gli ultimi venerdì del mese da appunto Alberto De Franceschi, che ringrazio per essere qui. Chi segue via Facebook ha visto anche i link, anche gli articoli che sono usciti quest'oggi per presentare la trasmissione. L'associazione consumatori, perché in realtà poi rappresenta con Garoffolini quella cittadinanza che con le case ha dei problemi. Raffaele Speranzon, che per la prima volta è qui in studio da coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, ma che ha tra l'altro nelle sue competenze come assessore provinciale di Venezia proprio i giovani. Sì. E sarebbe a domandarsi, quando diciamo i giovani, di che età parliamo? Allora, una volta si pensava che la gioventù finisse al momento della maturità, poi si è spostato alla fine dell'università. No, quindi lei no, che maturità, quindi lei si era già tirato fuori. Mi sono chiamato fuori da tempo. Se lei rimane nei giovani, voglio dire, fino a... C'è la sindrome di Peter Pan, si dice, perché appunto, lei rimane giovane a lungo. Anzi, i bambini. Rimane giovane, no, adesso... No, però diciamo che il problema è la precarietà. Precarietà nel senso che... Seriamente, quando parliamo di giovani, fino a che età intendiamo? Da un punto di vista... Da un punto di vista, diciamo 35 anni. 35 anni. Sì. Perché è l'età nella quale mediamente si pensa di costruire famiglia, è l'età nella quale mediamente si riesce ad avere un lavoro che non sia del tutto precario e che quindi permetta di avere quel minimo di solidità. Gli ho chiesto perché l'altro giorno, anticipando anche a trasmissione, no, era ieri, non l'altro giorno, Brugnaro, presidente industriale, ha parlato di una ragazza e poi aveva 45 anni, quindi le terminologie stanno un pochino cambiando, e quello che proprio ieri mi sembrava corretto sottolineare è che nella generazione di chi ci ha preceduto una persona con famiglia, con uno stipendio operaio, non solo manteneva la sua famiglia ma si faceva la casa. Oggi con e magari aveva più di un figlio, oggi con 2 stipendi e sia no un figlio, la casa non si riesce a farsela. Questa è la realtà. Andiamo verso una società stile giapponese che compra un appartamento mediamente mettendo via per 2, 3, 4 generazioni di soldi per comprare una casa nuova. E in questo senso nasce proprio a Scorzè, la città di De Franceschi, un'idea. Annuale, chiedo scusa. Annuale. Allora, siccome tra le tantissime altre cose presiedo un'associazione che ha degli interessi nel sociale, abbiamo pensato di creare cercare una soluzione nell'ambito normativo affinché le giovani coppie possano fare il mutuo. Questa è una doppia valenza. Primo, sotto l'aspetto anche economico, perché chiaramente l'acquisire un'abitazione stimola un po' l'economia diciamo dell'edilizia, che in questi momenti fa segno meno dappertutto. Secondariamente, dà la possibilità di poter avere un'aspettativa di crescita, di fare qualcosa, di uscire dall'ambito familiare e costituire una famiglia. La risposta, dopo un po' di ricerca e dopo qualche servizio che abbiamo visto, è venuta fuori con una DPCM, con decreto del Presidente dei Ministri, che dà la possibilità alle giovani coppie sotto i 35 anni che vogliono comprarsi una casa diciamo normale, quindi fino a 90 metri quadri, di essere diciamo, finanziate con la garanzia dello Stato, quindi anche se non hanno una solidità, perché giustamente in questi periodi le famiglie cominciano a essere un po' spogliate delle proprie risorse e soprattutto si fa fatica a fare risparmio, no? Tutti i temi questi che ormai cominciano a essere di luoghi comuni.
e basta che nella famiglia e anche monogenitoriale, quindi nella coppia che abbia, nella madre o padre che abbiano un figlio, ci sia almeno uno dei due genitori che abbia un reddito a tempo indeterminato. Questo produce la possibilità di avere fino a 200.000 euro di investimento, quindi di valore di acquisizione di casa. Una cosa importante, produce il finanziamento garantito dallo Stato e un tasso agevolato. Ora, su questa seconda parte, io non voglio essere noioso, abbiamo trovato un disastro, perché sul tasso agevolato convenzionato con l'ABI... La fermo qui, perché si possa definire un tasso agevolato, dovrebbe essere... Chiedo su una telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Franco da Mestre. Buongiorno Franco. Allora, bello quel titolo che avete messo oggi, ma purtroppo abbiamo a che fare con un sistema bancario, grazie poi anche all'Europa che ci ha messo del suo, che da qualche anno hanno chiuso tutti i vari rubinetti e questo significa problemi con l'edilizia, problemi con i mutui e la crisi continua e in pratica imperversa con questa situazione. Cosa possiamo fare? Allora, la ringrazio per la domanda, devo dire che in ogni caso è vero anche che bisogna stare attenti perché noi siamo entrati anche, perché non è solo questo, in questa crisi con i famosi subprime americani che sono legati all'edilizia. Banche che hanno finanziato al 100% l'acquisto di immobili da parte di persone che non avevano le garanzie, che non sono riuscite a pagare quegli immobili, mettendo in difficoltà le banche che avevano messo la loro liquidità, la liquidità dei correntisti, in beni immobili che poi sul mercato si sono deprezzati perché ne sono arrivati troppi a causa appunto del fallimento dei mutui contratti. Quindi da una parte è vero che c'è una contrazione nell'erogazione dei mutui, dall'altra è vero che gli istituti di credito non possono nemmeno fidarsi alla cieca perché se no finiremmo in quella situazione americana, tant'è che mi dicono, io non so se sia vero, che in Olanda addirittura si finanzia il 120% del valore di acquisto, quindi più di quello che si spende, e si chiede rimborso soltanto degli interessi, tant'è che gli olandesi non riscattano mai la casa, è più comodo pagare soltanto gli interessi, col rischio che anche lì una bolla possa andare a travolgere il sistema bancario olandese. Dicevamo, perché un tasso sia come agevolato? Agevolato. Per definire agevolato, che cifre dovremmo avere? Allora, in Italia... Visto che si parlava proprio di banche anche da parte del telespettatore. Certo, allora innanzitutto in Italia quando dobbiamo fare delle proiezioni e confrontare il tasso che abbiamo rispetto a quelli che sono i paesi aderenti alla comunità europea, ne usciamo sempre distrutti, perché, cioè agli ultimi posti, perché se in Italia oggi un tasso variabile è intorno al 3,2-3,3% e un tasso fisso intorno al 5,1-5,2, scopriamo che anche facendo un paragone con la Spagna, che è un paese che se la sta passando circa come noi, sono un po' peggio, comunque c'è quasi una differenza di un punto percentuale. Spagna, Grecia e Portogallo, parliamo di giovani, sono gli unici paesi in Europa che hanno una disoccupazione giovanile superiore a quella italiana. Sì. E poi c'è un dato anche di oggi sull'occupazione dove addirittura si parla sì di giovani che hanno un'età compresa fino a 35 anni, ma abbiamo un tasso del 45% di disoccupati fino ai 35 anni. Peggio di noi ci sono Spagna, Portogallo e Grecia. E forse per quanto riguarda la fascia d'età compresa fino ai 29 anni non c'è quasi nessuno peggio di noi. Nell'arco dei 21-35 anni ancora abbiamo qualcuno con cui poter pareggiare, al di sotto veramente no. Poi c'è una grandissima percentuale di scoraggiati che è ancora peggio, che è proprio gente che si è sostanzialmente rassegnata, che non cerca neanche più un posto di lavoro perché è convinta che tanto non lo troverebbe. E io sfido i politici a fare un giro per le agenzie interinali perché veramente è una cosa incredibile, non c'è più controllo, non esistono più uffici di collocamento, ma oggi veramente è un mercanteggiare ed è un po' il mercato della frutta, si va là, si presta il proprio tempo a ore
e tu vieni pagato a chiamata sostanzialmente. Questo è un po' quello che ai giovani viene riservato, al di là dei proclami. Sembra meglio che niente, però parliamoci Sempre chiaro. meglio che niente, però il problema è che poi torniamo nella condizione che ha detto il dottor De Franceschi, in cui ci sono delle pseudo agevolazioni per le giovani coppie, e qua bisogna aggiungere che il reddito complessivo comunque ISEE non deve superare 35.000 euro per poterne accedere a questo mutuo agevolato, e parliamo quindi di reddito complessivo, quindi di due persone che lavorano, hanno un reddito lordo che messo assieme è molto difficile riuscire a stare dentro i 35.000 euro al lordo delle tasse. Sì, perché 35.000 euro di due persone vuol dire circa 18.000. Scusami, è dell'ISEE, quindi non è un Sì. reddito, è un l'ISEE, Ok, è uno, sì, è vero. È uno, no, perché se no però danno è un un'informazione reddito che non è corretta. Esatto, scusa, però è un reddito complessivo che viene determinato dalla somma di anche due componenti, se parliamo di una giovane coppia che ne vuole fare domande. E comunque è veramente una Che poi notizia. se hanno due soldi messi via in banca vanno a incidere sul reddito ISEE. Sì, come Sì. anche se hanno dei debiti incide in senso negativo. Per i giovani è davvero così difficile? Assessori in questo caso. Per i giovani è difficile innanzitutto ritrovare la speranza, vorrei dire. Prima si parlava di genitori, no? L'aspetto motivazionale che poteva avere un genitore in passato nel instradare il proprio figlio in una carriera universitaria, nello studio, oggi non ce l'ha più, perché è difficile spiegare a un ragazzo che tutto quello per il quale ha dedicato ore e ore di sacrificio, di studio, non riuscirà a diventare utile per la comunità e non riuscirà a valorizzare la sua competenza. Questo è l'aspetto davvero drammatico che stanno vivendo le generazioni attuali, i ventenni, che tra l'altro sono nati e cresciuti in una società di un certo tipo, nella quale l'aspettativa di vita e di successo era completamente diversa da quella che era la realtà che invece si trovano a dover affrontare. Devo dire che ci sono giovani di diversi tipi, ci sono giovani che si rendono perfettamente conto della situazione, si rimboccano le maniche e cercano di superare l'ostacolo mettendoci tanta passione, mettendoci tanto impegno, e in qualche modo alla fine trovano lo sbocco. Altri che vanno in una sorta di apatia, nella quale la rassegnazione alla meglio rispetto a quelle che possono essere ancora anche delle potenzialità e delle possibilità nel mercato del lavoro. E poi c'è una terza strada che è drammatica, vorrei dire, per una nazione, che è quella della fuga. Noi assistiamo a un incremento annuale, soprattutto di giovani che scelgono di uscire, di andarsene dall'Italia, ma non per valorizzare le proprie competenze, per poter avere un futuro, vivere. per poter vivere. Non tanto tempo fa, 4-5 mesi fa, c'è stata una coppia di ragazzi padovani che sono morti in un incidente stradale in Australia. No, questi due ragazzi erano due ragazzi laureati, avevano 25 anni ed erano a raccogliere la frutta a mani nude in Australia, perché alla fine quello che offriva il nostro paese a questi ragazzi era inferiore alla raccolta della frutta in Australia. Alcuni vanno nelle miniere australiane. Allora, L'Australia oggi è considerato il paese con la migliore condizione di vita al mondo, è diventato l'Eldorado. Quindi se noi non interveniamo con strumenti legislativi come quello che ha citato il dottor Franceschi, che in qualche misura vanno nella direzione di... Chiedo scusa, mi chiedo la regia, 2 minuti e torniamo. Defam, realizzazioni artigianali in ferro. Visitate il nostro sito www.defam.it. Il titolo che abbiamo dato alla trasmissione a cui faceva riferimento il telespettatore, ancora un diritto a avere la propria casa, in realtà si rifà a un articolo della Costituzione. Mi sembra sia l'articolo 47, c'era una schermata preparata proprio dal sito The Signal, di cui è editore De Franceschi, per rappresentare, simboleggiare questo diritto. Vediamo se dalla regia è possibile vederlo, perché come il lavoro, altra chimera di questi tempi, c'è questo diritto appunto alla casa, favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione. È anche vero che in Italia siamo molto proprietari di case, ma se lo siamo già, dico bene?
Sì, come siamo molti proprietari di casa. Che gli italiani hanno in una larga fetta italiani a case rispetto agli americani, per esempio, però se ce l'hai è un conto, se la vorresti avere è molto diverso. È molto diverso perché bisogna andare a reperire nel mercato, però avere i soldi, però il suo bisogna avere i soldi. Sul fatto che gli italiani abbiano molte case, ultimamente ho forti difficoltà perché il mercato degli affitti è in forte aumento, proprio per un discorso che le banche, non pagando i mutui, stanno raccogliendo nel proprio patrimonio immobiliare. Infatti abbiamo visto più di qualche banca che sboccia con qualche agenzia immobiliare proprietaria per ricollocare, per ricollocare nel mercato È la le vicenda case. subprime che dicevo, insomma, per certi versi, cioè delle case che tornano. Ecco, io ho ascoltato con piacere il discorso che hai fatto prima di subprime, anche se lo condivido in parte, perché il mercato americano e subprime è legato fortemente a speculazioni dove si costruiva e si facevano finanziamenti eccetera su operazioni di speculazione immobiliare, per cui quelli che io posso definire i titoli spazzatura che si sta parlando eccetera, non so quanti erano legati ai privati e quanti erano legati a grosse società che poi di fondo avevano gran poco di consistenza patrimoniale, però questo è un altro discorso. Volevo riallacciarmi, se era possibile, a un discorso che ritenevo importante prima, che era il tasso, perché il tasso che si parlava, no? Mi riallaccio solo per un particolare che è stato il motivo per il quale abbiamo fatto questa campagna di informazione. Che ha anche un suo manifesto. Che ha un suo manifesto, che se magari la regia lo fa vedere così vediamo un attimo, che l'abbiamo messo un po' dappertutto annuale, sia per le agenzie immobiliari che per, diciamo che è un po' la sintesi di quelli che sono i vantaggi, i presupposti. E sì. Possiamo una telefonata? La interrompo, pronto, buongiorno? Sì, buongiorno, io volevo fare una domanda. Mio fratello è separato e praticamente la sua ex moglie vive con il loro figlio nella casa che comunque è intestata solo a lui. Io volevo capire se anche mio fratello deve pagare l'IMU. Questo francamente, però è roba per il fiscalista, forse sì, lei di rispondere, non credo. Allora, essendo assegnata alla moglie, credo che paghi la moglie. La casa è assegnata alla moglie, per cui l'IMU la paga chi usufruisce il bene, che è la moglie. Il fratello, almeno questo, il fratello no. Questa sfiga non ce l'ha. Il fratello no, perché si è assegnata alla moglie, appunto, chiaramente. Abbiamo dato un'informazione di servizio, ma credo che sia utile. Sì, forse è reduce dall'altra puntata, vabbè, però insomma, okay. se facciamo dare informazioni la si dà. Torniamo al discorso della banca che volevo portare, siccome questa norma prevede che il tasso è Euribor più uno spread, cioè un tasso di riferimento europeo più uno spread che va dall'1,20 all'1,50. Ora, cosa è successo? Io mi sono recato presso le filiali di Noale per vedere se le convenzionate, no, quelle banche convenzionate, facevano questo mutuo, partendo da una cosa che ho visto su una... Di fianco a lei qualcuno scuote la testa in maniera... Perché dopo parliamo dei tassi di prestito, allora così arricchiamo veramente la discussione. Ci spariamo. Esatto. Allora, o gli spariamo, dipende. Sì, esatto. Facendo questo piccolo giretto informativo per vedere se le banche convenzionate, nessun istituto bancario sapeva di questa normativa. Non sapevo neanche. Nessuno sapeva di questa normativa. Io ho chiesto, guarda, ho un cliente che deve fare 35 anni, eccetera, cosa mi proponi? Un sacco di prodotti, questo nello specifico. Chiaramente il tasso era molto più alto. A questo punto ho inviato la normativa, la legge alla banca e questi direttori molto prontamente sono andati a chiedere in filiale. Si è scoperto che hanno un programma per offrire al pubblico i prodotti finanziari. Il prodotto in questione, questo, esisteva, ma era nel sottomenù del sottomenù del sottomenù del sottomenù, per capirsi, nascosto. E questo mi ha dato il là per fare questa iniziativa, perché non capisco perché il prodotto venga nascosto. In realtà lo capisco perché il tasso è così basso che alla banca non conviene probabilmente. Se uno lo sa, possono negarlo? No, non possono negarlo, è un decreto. No, sono costretti a applicarlo? Ma certo, perché non appena è partita la legge firmata dall'ospite che avremo poi, immediatamente il prodotto è saltato fuori ed è fruibile. Ma mi domando, da consumatore, se una coppia delle persone hanno fatto un mutuo non con queste condizioni e adesso lo stanno scoprendo dalla televisione, hanno diritto di pretendere all'istituto erogatore di rinegoziarlo e magari anche di recuperare gli interessi versati fin qua? Allora, ti rispondo facendo una piccola premessa. È vero che le banche troppo spesso
tendono a comportarsi in maniera diversa rispetto a quello che sarebbe il loro codice etico, perché poi scopriamo che basta andare là per chiedere di poter accedere al piano salva famiglie qualora non riesce a pagare il mutuo, oppure cerchi di rinegoziare il mutuo o di estinguerlo anticipatamente, e troviamo sempre che ci sono delle condizioni incredibili, come magari le spese di istruttoria notarile rispetto a spese di interessi vari. Estinguerlo è un disastro. Estinguerlo è un disastro, però oggi il consumatore deve sapere che esiste la possibilità gratuitamente di rinegoziarlo, e quindi il consiglio è che io dico sempre: andate presso un'altra banca, fatevi dei prospetti, perché si possono spostare, e dopo andate con la migliore condizione alla perché vostra. si può spostare, sì, si può cioè, uno ha il spostare, diritto di spostare il proprio si mutuo può dove vuole. spostare, rinegoziare e estinguerlo Sì, si può spostare. gratuitamente. No, stavo ascoltando il discorso, ma hai detto che può essere rinegoziato con questo mutuo qui? Allora, in questo caso, se è una giovane coppia di età inferiore ai 35 anni, si può rinegoziarlo, praticamente estingui quello, ne apri uno è un mio nuovo diritto? e tu lo vai ad È un mio avanti. diritto? Puoi farlo. No, un attimo, io posso farlo, ma la banca è obbligata a lasciarmelo fare o può dirmi di no? Allora, io oggi posso benissimo accedere a un altro mutuo ed estinguere quello che ho in corso. Quindi a quel punto estingo quello vecchio e vado a riaprirlo a queste condizioni altrove. Certamente bisogna avere la pazienza anche di verificare se c'è la convenienza. Allora, quello che riguarda l'estinzione e la rinegoziazione è gratuita. A queste condizioni io non vorrei dare un'informazione inesatta, però sono propenso a credere che si possa fare, perché comunque il senso di andarlo a rivedere o ricontrattarlo è quello che ne accedo a un altro e vado a estinguere quello che ho in corso. L'unica differenza è che a queste condizioni hai le agevolazioni previste di accesso gratuite o comprese nell'istruttoria, o addirittura per quanto riguarda tutta la pratica di atti notarili, perizie e quant'altro, non dovrebbero in questo senso essere comprese. Poi bisogna stare attenti un attimino, perché molte volte, come per esempio anche il costo dell'assicurazione che un utente è obbligato a dover fare, in questo senso scopriamo che la banca non dovrebbe farlo o non sono convenienti e è preferibile accedere a un istituto diverso. È storia l'assicurazione caso vita a favore della banca, no? Non è consigliabile proprio. No, ma farlo. perché ha un costo pauroso, Infatti un'incidenza incredibile. Quindi io non ho parole, perché poi un'altra cosa che è veramente vergognosa è l'aspetto che ti obbligano a fare la sottoscrizione dell'assicurazione, che ha anche un criterio che posso ritenere corretto, perché se uno di due coniugi muore, l'altro magari superstite non ce la fa a pagare il mutuo. Ma il costo, e mi raccomando, dico anche agli ascoltatori, stiano molto attenti, il costo di quella polizza assicurativa, perché incide pesantissimamente, cioè sono cose veramente pesanti e uno non si accorge. E poi una cosa molto importante che noi come Adico ci troviamo spesso a dover affrontare sono le condizioni in cui ci sono queste coppie che accedono al mutuo o che ne hanno beneficiato anni fa, perdono il lavoro e subentra il pensionato a 500, 600, 700 euro che a suo tempo ha fatto da garante, e si trova a dover, con una pensione da 600-700 euro, pagare 600 euro di rata del mutuo al figlio, perché con troppa generosità, ecco, non mi veniva il termine adatto, i genitori hanno dato una mano ai figli, ma prima di questa vicenda del subprime, di questo scoppio di questa bolla edilizia, molti genitori si sono trovati adesso coinvolti in prima persona a dover garantire quelli che sono gli impegni che a lungo termine hanno preso i figli, e qua mancano dei veri interventi, oltre al piano salva famiglia che permette di sospendere per un anno le rate del mutuo, perché in un anno poi uno non è che sostanzialmente si trova delle occupazioni che possa riprendere a pagare onorari debiti. Speranzon? È ancora più grave il fatto che le case non sono minacciate solo dalle banche qualora chi volontariamente ha deciso di ipotecare la propria casa per poterla acquistare facendo un mutuo, ma purtroppo la casa oggi è minacciata anche da Equitalia, cioè noi abbiamo un'escalation negli anni di case pignorate dall'Equitalia che è spaventosa. I numeri dicono che nel 2010 37.000 abitazioni, nel 2011 44.000, nel 2012 addirittura oltre 50.000, nel 2013 le proiezioni ci dicono che andiamo verso le 60-63.000 abitazioni che prevedibilmente saranno pignorate da Equitalia, e tutto questo
perché magari non è stata pagata una sanzione amministrativa. Poi sappiamo che con gli aggi, le accise, gli interessi, da una sanzione viene moltiplicata la quota, viene moltiplicata del 20, del 30, del 40, del 50%, non c'è la possibilità di poter, da parte della famiglia, da parte del debitore, poter rispondere, e viene pignorata la casa. Chiedo scusa, 2 minuti, linea regia e poi torniamo. Io ringrazio la redazione perché stiamo così, lavorando sui telefoni, che sono sempre degli animali strani con i quali non sempre è facile mettersi d'accordo, perché stiamo cercando di realizzare un collegamento. Abbiamo un po' detto con chi, ma evitiamo di ripetere perché poi porta male. Lei diceva che voleva anche parlare di pignorabilità. Pignorabilità, una cosa molto importante. Proprio perché l'articolo 47 prevede, come abbiamo visto prima, il diritto all'abitazione. Posso farlo rivedere così almeno? Sì, tanto per giusto impararla per a memoria. male, giusto per farci male. Io ho riscoperto la Costituzione ultimamente, me la sto rileggendo tutta. Non è male come libro. No, è un libro interessante, perché tante cose basterebbe solo la trama applicare. non è granché, ma i concetti sono... Comunque è proprio perché c'è il diritto all'abitazione, se è un diritto non dovrebbe essere pignorabile. E infatti con anche Carlo qua si stava discutendo che su pignoramenti da Equitalia e da mi pare che adesso fino a una certa cifra non si possa più. No, Carlo, magari tu che sei... Sì, allora sulla pignorabilità c'è un limite che è stato imposto a Equitalia, che è di 8.000 euro, per impedire che l'agenzia... Eccoci qua, allora chiedo scusa. Sicuramente l'ospite che c'è al telefono conosce bene Raffaele Speranzon. Abbiamo con noi l'onorevole Giorgia Meloni, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno a voi e a Raffaele anche. Buongiorno. Ricordiamo Giorgia Meloni, già ministro, non vorrei sbagliare poi il Dicastero della Politica Giovanili? Gioventù, Ministero della Gioventù. Ah, della Gioventù, ecco, io avevo un dubbio sul termine corretto da utilizzare. Oggi giovane si considera una persona fino a che età? Guardi, dipende. Anagraficamente io credo che si dovrebbe stare nei 30 anni. Sociologicamente nella nostra società si è giovani almeno fino ai 35, dopodiché si è giovani in misura indefinita, ovvero dipendente dall'ambito nel quale ci si trova. Lei sentirà definire infatti, dopo un giovane avvocato a 45 anni, sentirà definire un giovane politico a 55. Beh, abbiamo un giovane Presidente del Consiglio? Abbiamo un giovane Presidente del Consiglio? Abbiamo un giovane Presidente del Consiglio che credo abbia più di 50 anni, o comunque insomma giri intorno a quell'età lì. Beh, però fu il ministro più giovane della storia della Repubblica, mi sembra a 37 anni. Sono stata io il ministro più giovane della storia della Repubblica, lui l'ha battuto. Prima di lei allora, prima di lei. Esatto, prima di me Parlando di giovani, appunto, stiamo parlando, lei lo sa, di coppie fino a 35 anni, di questa possibilità di accedere a mutui agevolati? Prego. Guardi, noi avevamo istituito con il Ministero della Gioventù, all'interno di un pacchetto che si chiamava Diritto al Futuro, che era uno stanziamento di 300 milioni di euro che il governo Berlusconi trovò in pieno periodo di crisi economica, che la sottoscritta dedicò ad alcune iniziative in favore dei giovani e particolarmente dei giovani precari. Noi destinammo 50 milioni di euro per garantire il mutuo delle giovani coppie di precari, cioè a dire, noi sappiamo che il problema della flessibilità nel mondo del lavoro non è tanto nella indisponibilità dei ragazzi a mettersi in discussione, a modificare il lavoro di frequente e tutto il resto. Quello che crea la precarietà è la consapevolezza che se tu hai un contratto di lavoro atipico, un contratto di lavoro a tempo determinato, non hai le stesse possibilità che ha chi ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La prima discriminazione che tutti citano è quella sulla possibilità di accendere un mutuo, cioè se io vado in banca e do magari un buon lavoro e magari guadagno anche bene, però è un contratto di lavoro atipico, comunque non a tempo indeterminato, la banca il mutuo per comprarmi la casa non me lo darà mai. E questa è una discriminazione intollerabile in questa società, se è vero come è vero che noi abbiamo introdotto la flessibilità nel mondo del lavoro. Quindi noi avevamo istituito questo fondo con il quale dicevamo che lo Stato garantiva i mutui delle giovani coppie, cioè delle coppie composte sia dal ragazzo che dalla ragazza che dovevano avere meno di 35 anni,
la cui maggioranza di reddito derivasse da lavoro atipico, cioè più del 50% del reddito di questa coppia doveva essere figlio di lavoro precario e quindi dovevano essere quei cosiddetti soggetti non bancabili, cioè coloro che se appunto vanno in banca, la banca non gli darà il mutuo. Questo gli avrebbe consentito di accedere a un mutuo, di accedere al mutuo a un tasso agevolato e quindi di risolvere questa discriminazione. Ci abbiamo messo 2 anni per fare questa trattativa con l'ABI, con l'Associazione delle Banche, che chiaramente voleva diciamo così, restringere le maglie per poter accedere a questo fondo. Per esempio loro non erano d'accordo sul fatto appunto che più del 50% del reddito dovesse essere da lavoro atipico, ma noi non abbiamo istituito un fondo di garanzia per diciamo, garantire con lo Stato soggetti che sono già considerati dalle banche bancabili semplicemente per far guadagnare di più le banche. Noi abbiamo istituito un fondo per aiutare questi ragazzi esclusi. Quindi dopo 2 anni di trattativa siamo riusciti a chiudere questa trattativa, ci sono state delle banche che hanno aderito a questo protocollo e pensavamo di aver offerto diciamo, una importante soluzione, se non fosse che poi il governo Berlusconi cadde, come tutti ricordiamo, è intervenuto un nuovo ministro di riferimento, il ministro Riccardi, all'interno del governo Monti, e di questa cosa non si è saputo più niente, ovvero si è scoperto dall'attività di una serie di associazioni di consumatori che la maggior parte delle banche alle quali le coppie che pure hanno i requisiti si rivolgono, in realtà non parlano di questa agevolazione, ma parlano di prodotti e presentano a questi ragazzi prodotti della banca che sono chiaramente più fruttiferi per la banca, che sono più utili per loro. Più vantaggiosi per la banca. Comunque, Giorgio, Più vantaggiosi. mi confermi che è ancora valida la normativa, per cui voglio dire da parte degli istituti di credito dovrebbe esserci. Allora, la normativa, ma questo adesso è oggetto di una nuova interrogazione parlamentare che io sto presentando al nuovo ministro competente, sperando che possa essere un po' più chiaro il precedente. Perché? Perché io ho scoperto in realtà da una inchiesta che hanno fatto le Iene, che si sono molto dedicate a questa vicenda, che secondo l'ABI questo protocollo sarebbe sospeso. E lo stesso ministro Riccardi disse a un certo punto, rispondendo ad un altro... Scusi, nel governo Letta qual è il ministro competente oggi? Idem. Il governo Letta, il ministro competente, presumo sia la Idem, che ha diciamo, accorpato anche le politiche giovanili, perché il fondo è, diciamo, il protocollo è di competenza della Presidenza del Consiglio. Okay? Quindi dovrebbe essere la Idem, adesso io questo chiaramente lo scopriremo quando presenteremo la nuova interrogazione. Comunque il ministro Riccardi aveva detto a un certo punto che il fondo non funzionava e che bisognava rivedere i criteri, cioè lasciava intendere che aveva intenzione di fare esattamente quello che noi non avevamo consentito alle banche di fare, e cioè di allargare le maglie per rendere i criteri più vantaggiosi per le banche e meno vantaggiosi per i ragazzi. Per cui il problema non è che il protocollo non funziona perché non funziona perché noi abbiamo un sistema del credito che non fa neanche mezzo passo in avanti per andare incontro agli italiani, e continuo a dire che non ha senso che lo Stato aiuti le banche se le banche non aiutano gli italiani, quindi io spero che non siano stati modificati i criteri, lo verificheremo nelle prossime settimane e se così fosse lo denunceremo. Onorevole, però sono De Franceschi, buongiorno, però le dico che proprio di recente ho visto una circolare mandata da una dirigenza di una banca con il quale avete sottoscritto il protocollo, il quale informava tutte le filiali che il protocollo esiste ed è funzionante, anzi che doveva essere, nel momento in cui qualcuno lo richiedesse, doveva essere portato avanti dall'istituto di credito. Quindi credo che sia soltanto un problema di comunicazione tra strutture, ma altrimenti la banca non avrebbe fatto questa circolare diramata esattamente il giorno successivo in cui noi siamo andati sui giornali. Perfetto, allora questa è una buona, sì, è una buona notizia, significa che abbiamo ragione noi. Il problema è che c'è un'informazione molto confusa, perché se per questa banca che ha mandato la circolare e che è evidentemente una... visto che l'ha fatto, possiamo dire il nome della banca? L'Unicredit. Ecco, per Unicredit, che evidentemente fa una cosa ottima e giusta e bisogna dirlo e rivendicarlo, ci sono altre banche che invece sostengono a chi va a chiedere che questo protocollo non sia funzionante. Domanda, i tempi parlamentari, lei le fa un'interrogazione, per avere una risposta, quindi quando è interrogazione e risposta diretta, come funziona? Questo dipende dal governo. Appunto, ma lei di un governo ha fatto parte, quindi conosce le tempistiche
dei governi. No, quindi... dico dipende dal governo, non da regolamento, dipende da quando vuole rispondere il governo, cioè i tempi possono essere più brevi o più lunghi, poi dipende qual è lo strumento di sindacato ispettivo che si utilizza. Se il ministro Idem dovesse venire in aula in question time, per esempio, nei prossimi giorni, io potrei fare un question time e questo darebbe una risposta immediata, ci consegnerebbe, ma se invece dovessi fare una interrogazione a risposta scritta potrebbero volerci 3 mesi. Se il ministro dovesse dare una disponibilità a venire in aula per un'interpellanza urgente, ce la dovremmo fare in un paio di settimane. C'è anche il Presidente dell'Associazione Consumatori che vuole fare una domanda. Buongiorno onorevoli, io sono Garoffolini dell'Adico. Volevo chiederle, in occasione di questa interrogazione parlamentare, può cogliere anche l'occasione per definire bene quelli che sono i criteri dei tasso con cui questi mutui agevolati vengono assegnati? Perché poi scopriamo che in realtà, come ha detto lei, non sono così convenienti rispetto a quelli che sono dei prodotti bancari che le banche tendono molto più facilmente a voler proporre. Se i criteri sono stati modificati, sì, certo, un aggiornamento di quali siano i tassi che si stanno applicando adesso sicuramente può essere utile. Quando noi chiudemmo il protocollo i tassi erano dei tassi molto agevolati, tenendo in considerazione anche il rischio al quale la banca si sottopone nel caso di un mutuo che viene dato a persone che non hanno una certezza di continuità rispetto al contratto di lavoro. Però non so se poi quei tassi sono stati modificati sulla base anche dell'andamento del mercato, diciamo così, e può essere un'occasione buona per chiarirlo. Certo. Non vengono adeguati. Certo. Mi consento una domanda politica prima di salutarla. Il suo partito, visto che la coalizione con cui faceva parte non ha vinto, ha, tra virgolette così, rotto il patto elettorale con il Popolo Libertà, così come Sella ha rotto col PD, e si è posto a un'opposizione costruttiva nei confronti del governo Letta, quindi non a un'opposizione, diciamo, di no precostituito. Secondo lei questo governo, siccome visto che Renzi ha detto se non si fanno le riforme è meglio chiuderla qui, secondo lei questo governo come sta andando? Guardi, mi pare che per ora stia semplicemente rimandando i problemi, che ha fatto un decreto per sospendere il pagamento dell'IMU in attesa di trovare una soluzione. Ha fatto una mozione in aula per dire che si fa una riforma costituzionale per derogare all'articolo che norma la modifica della Costituzione in Costituzione. Mi rendo conto che può essere difficile per chi ci ascolta, ma è esattamente così. Quindi non è che è stata fatta una mozione in aula per dire come si riforma la Costituzione, è stata fatta una mozione in aula dalla maggioranza per dire modifichiamo così la Costituzione con una legge costituzionale per dirci come faremo a modificare la Costituzione. Quindi voglio dire, sembra un anacoluto, ma non vorrei. Ma purtroppo è drammaticamente quello che è accaduto, per quanto possa sembrare surreale, è quello che è accaduto. Allora, quindi, affidando a lei un'interpretazione autentica del pensiero di Renzi, questo governo deve andare avanti oppure no? Ma se date le risposte agli italiani saremo contenti di approvare le risposte agli italiani. Infatti lo so che la vostra linea è questa. No, ma per me non doveva neanche nascere. Perché, detto questo, secondo lei, per come lo sta vedendo muoversi in aula, questo governo ha ragione per andare avanti, ha motivo di andare avanti, ha la capacità di andare avanti, oppure sta traccheggiando e tirando a campare? Mi pare che per ora non stia dando risposte, mi pare che stia rimandando i problemi come era prevedibile quando si tenta di mettere una maggioranza composta di persone che la pensano in maniera diametralmente opposta su tutto, per cui purtroppo, poiché l'Italia ha bisogno di risposte molto coraggiose, quelle risposte per essere date hanno bisogno di maggioranze coese. E questa maggioranza qui non può essere, non potrà essere mai una maggioranza coesa, quindi si conferma il nostro timore per ora, e cioè questo è un governo che di risposte non ne può dare. Poi se ci stupiranno ne saremo contenti. Giorgia Meloni si aspetta di votare quando? Io mi aspetto di votare quando è più utile per gli italiani, il no, prima non possibile. Quando lei, quando ecco, pensa, secondo lei, credibilmente? Il prima possibile. Lei okay? per il prima quindi lei quindi, insomma, ha decretato per quanto riguarda la fine del governo Letta. Vabbè. Onorevole, grazie mille per essere intervenuta. So che ci sono degli altri impegni che l'aspettano, per cui rispetto i patti e la lascio andare. Grazie, arrivederci a lei e ai suoi ospiti. Grazie mille, chiedo alla regia se abbiamo ancora tempo, se tempo invece di dare la linea alla regia, se no poi Speranzon mi dice che lo interrompo sempre. Vede Speranzon, no, ma io ho trovato il modo, non la interrompo perché, guardi, me lo inquadra, però me lo inquadra sorridente, perché inquadratemi Speranzon, non lo interrompo, pubblicità. Rieccoci in studio, abbiamo ancora pochi minuti, c'è già la prima telefonata, buongiorno.
Sì, buongiorno, volevo fare una domanda. Ho la nuda proprietà dell'abitazione dove vive mia mamma, che è usufruttuaria. Volevo sapere se devo pagare l'IMU. Te lo paga sua mamma l'IMU? È usufruttuaria? La mamma è usufruttuaria, quindi paga la mamma. Paga la mamma. Paga la mamma Ok. sempre. Ero preparato. Grazie. Sono usufruttario anch'io, nel senso mia mamma, quindi so che paga lei, non ce l'ho. Ciao c'è mamma, la paga l'IMU, mi residenza si raccomando, non ti paga. dimenticare. Si paga dove c'è la residenza, così è No, semplice. sì, paga chi ha l'utilizzo legale del bene, Sì. come nel caso dell'assegnazione della casa a un coniuge, non all'altro, oppure nel caso appunto dell'usufrutto. O il diritto di abitabilità, che è quello previsto dal codice civile, che anche lì c'è un marasma. L'ho interrotto sui pignoramenti, ma so che lo interromperò ancora perché so che ci sono tante telefonate, ma lei può provare a dirlo al corpo. L'autorizzo a tentarci. No, è che stavo facendo una riflessione anche ragionando sulle banche, sui giovani, sui mutui, sui crediti, sulle tasse. Insomma, l'anno scorso lo Stato ha recuperato 1 miliardo di euro di evasione dalle banche che avevano evaso per 5 miliardi di euro. Le banche avevano evaso per 5 miliardi di euro, lo Stato hanno patteggiato con lo Stato e lo Stato ha ricavato 1 miliardo di euro, cioè ha fatto uno sconto di 4 quinti sostanzialmente di quanto dovuto, invece di applicare gli interessi. A me piacerebbe vivere in una nazione dove le banche che hanno 5 miliardi di euro di tasse da pagare, che hanno evaso per 5 miliardi di euro il fisco, ne pagano 6 miliardi di euro allo Stato. E vorrei vedere magari una maggior clemenza da parte 4 miliardi sono dello l'IMU Stato. prima casa? Sì, esatto. Con i saldi. Equivale all'IMU alla prima casa. Equivale. Un momento di mancamento. Equivale. Non sapevo questa cosa. E poi ci sono, famiglie che vengono purtroppo no. Io voglio credere che lei mi prende in giro. No, purtroppo le sto Io dicendo voglio pensare che lei è uno le sto sciroccato. dicendo la triste verità, purtroppo. 5 miliardi di euro di infrazioni fiscali patteggiando 1 miliardo. Quindi 4 miliardi di euro non sono stati incassati. Per Veneta, no go paroe. Ecco, no go paroe. Nel frattempo prevediamo nel 2013 che ci siano decine di migliaia di famiglie che vengono rapinate, vorrei dire, di quello che è il bene più prezioso di cui dispongono, che è il frutto del loro lavoro, di sacrifici, di generazioni magari, perché non hanno pagato una sanzione amministrativa o perché non hanno accettato di pagare una parcella a un avvocato che è eccessiva rispetto alle loro possibilità e rischiano di perdere o perderanno un conguaglio e perdono la propria casa. Ecco, se questo è uno Stato giusto... Telefonata. Sulla pausa. Buongiorno a tutti. Volevo porre un quesito. Mio papà è vedovo e io, mio fratello e mio papà abbiamo ereditato la casa che era anche di mia mamma. Ecco, so che ha il diritto di abitazione, volevo semplicemente sapere se devo pagare l'IMU anch'io e mio fratello, e poi volevo sapere anche se per caso devo dichiarare questo immobile, una parte dell'immobile, nella mia dichiarazione di redditi 730. Vediamo, ci provo io. Paga l'IMU di papà e non dichiara niente? Secondo me è così, vediamo se avevo questo dubbio, infatti lo chiedo proprio per questo. Spero proprio che la paghi solo mio papà. No, l'IMU la paga il papà, sono convinto. Bene. Buone notizie per me e mio fratello. Vediamo, funziona come? Funziona che sempre per effetto del diritto di abitazione previsto dal codice civile e che è assimilato all'usufrutto, paga il papà e dichiara nel 730 il papà, perché se invece lo dichiarasse i figli... I figli lo mettono la nuda proprietà nel 730? No, non si mette la nuda proprietà, perché nel momento in cui tu mi vai a mettere la proprietà nel 730, nell'unico quello che è, me lo vai a tassare, quindi non esiste. Avevo ragione io. Taccia lei che avevo ragione io, pensi ne so più del io non sono un fiscalista. A forza di stare con lui sono preparato. Vado alle strade Franceschi, ma qualcosa sapevo, quindi è buon senso questo, anzi, diciamo anche un'altra cosa, visto che dopo chiudiamo la parentesi sull'IMU, mi raccomando che le scadenze che si leggono in giro sono stare molto attenti, perché c'è parecchia confusione su poi sono IMU relative solo alla prima casa, non alla seconda e ai esercizi commerciali. Il problema grosso arriva: prima casa data in uso gratuito ai figli, e qua mi rifaccio a quello che stava spiegando Raffaele, che è un diritto la casa, non è una facoltà.
dati in uso i figli che siccome le delibere comunali non ci sono, tanti la esentano, tanti no, e lì la normativa che è uscita il 23-24 maggio dice che dove non c'è la delibera del comune si deve applicare la normativa col metodo storico, e quindi questi poveri disgraziati si devono pagare l'IMU sulla casa del genitore dove loro risiedono perché il comune non ha ancora fatto la delibera. È un po' farraginosa la vergognosa vicenda, la è un po' cosa. farraginosa. No, è vergognosa, non è farraginosa che... Beh, uno per capirla c'è, ragazzi. Sì, no, ho capito, però la prima casa, che poi pare che sia a settembre con l'apertura delle scuole è un bel salasso. Diciamo che quando si pensa all'Italia, no? E quando si pensa alla ricchezza del nostro paese, come diceva giustamente il conduttore prima, si pensa alle tante proprietà immobiliari che gran parte delle famiglie italiane hanno, no? Alle tante, anche le singole, però l'80%, più dell'80%, si dice l'82% delle famiglie italiane hanno almeno una casa. Ma se noi tassiamo la casa, se noi impediamo che ci siano le compravendite, se noi facciamo politiche che riducono il valore della casa, riduciamo in un colpo solo il valore di tutto il sistema paese. Se possiamo velocemente rivedere il cartello dell'associazione che fa capo a De Franceschi per dire, ho 30 secondi, voi cosa, che servizio volete, sperate di poter... Noi con l'associazione diamo tutta quanta la predisposizione del modellino che c'è da portare in banca, gratuitamente, la facciamo gratuitamente, in più eroghiamo l'ISE. Ah, l'info che vediamo. Sì, c'è l'info con il telefono. Nelle mie pagine Facebook o in quelle di De Franceschi l'ho trovato, quindi potete andarlo a leggere. Io devo fare la battuta idiota a fine trasmissione prima di salutare. Lei aspetta 2 bambine. Sì. Visto il suo partito, quando le presenterà dirà che sono 2 fratellini? 2 gemellini. No, lo so, d'Italia comunque. Pubblicità, vi saluto, ci vediamo settimana prossima. Defam, realizzazioni artigianali in ferro. Visitate il nostro sito www.defam.it.